Ci troviamo nel cantiere dello Sliding Center, quindi della pista comunemente detta di bob, ma è la pista bob Scheletro Slittino, quella che era la pista Eugenio Monti, che è stata smantellata, perché ricordiamo qui c'era una pista, e oggi siamo già in presenza della nuova pista che tra qualche mese sarà anche testata direttamente dagli sportivi. Sarà la pista più iconica del mondo, non c'è uno sportivo nel mondo che faccia bob, skeleton o slittino che non pensi di venire qui a testare questa pista, tanto è vero che si stanno già preannunciando molti eventi, e dall'altro voglio anche ricordare che è la pista progettata anche per il parabob. Quando il parabob, ovvero il bob paralimpico, diventerà disciplina delle Olimpiadi, questa è una pista che sarà in grado di accogliere anche il parabob. Le imprese hanno lavorato moltissimo, in maniera molto celere, professionali, e devo dire che hanno dimostrato che la forza di volontà, la determinazione, le professionalità qui sono espresse all'ennesima potenza, ne sta uscendo un'opera d'arte. Cortina sostanzialmente conosce questo nuovo rinascimento. Quando mi parlavano di Cortina, Dolomiti, mi dicevano che c'era il problema della mancanza di appeal, che nessuno investiva più. Ecco, ho avuto questo pensiero, questa intuizione di candidare Cortina alle Olimpiadi. Il risultato sono grandi investimenti, almeno 1.800 milioni di euro di investimenti che altrimenti non avremmo potuto fare, non solo sulle opere olimpiche ma anche sulla viabilità, e dall'altro anche l'attrazione degli investimenti, visto e considerato che sotto gli occhi di tutti Cortina sta veramente vivendo un nuovo rinascimento.